tanti progetti in cantiere, tanto lavoro da fare, però questa è la giornata della festa, i 3 anni delle colline patrimonio dell'umanità. Sì, finalmente per il primo anno riusciamo a festeggiare, abbiamo scelto di farlo in maniera un po' comunque tranquilla e dimessa anche per la situazione che stiamo vivendo, ma avevamo piacere di condividere un momento familiare con le persone che più ci sono vicine a partire dai sindaci, quindi ci fa piacere insomma essere qui oggi. Un sito UNESCO che sta crescendo molto, avete puntato anche sui media nazionali, internazionali, insomma, il prossimo step qual è? È sempre la parte internazionale, arrivano diversi eventi, pensiamo alla mostra del cinema che è di livello internazionale e non solo, per cui cercheremo di essere presenti a tutti portando un po' di quella che è la bellezza del nostro territorio. 3 anni di patrimonio dell'umanità per le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, oggi un compleanno davvero speciale. Sì, oggi festeggiamo anche se con molto rispetto per quanto è avvenuto in Veneto, noi vogliamo ricordare però che questo è un riconoscimento importante per la nostra denominazione, un riconoscimento che ha dato sicuramente il peso di tutto il lavoro fatto nei secoli dai nostri viticoltori. Siamo felici, siamo orgogliosi, ma sappiamo che c'è una strada ancora da percorrere e che soprattutto riusciremo, quello che sicuramente nel futuro sarà importante, far riconoscere queste colline anche a un turismo esperienziale, un turismo slow che riuscirà a vivere la nostra tradizione. Sindaco Fregonese, uno spettacolo incredibile qui in piazza Guglielmo Marconi per questi 3 anni di patrimonio mondiale dell'umanità per le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ancora una bella occasione per Valdobbiadene in questa rinnovata piazza che si presta alla perfezione a queste iniziative. Ringrazio certamente la Regione, l'Associazione per il Patrimonio UNESCO delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, il Consorzio di tutela del Prosecco Superiore di OCG, Colomberotto, che assieme al Comune hanno sostenuto questa iniziativa che durerà altri 15 giorni. Faremo 2 proiezioni alle 22 e alle 22:45 per fare in modo che tutti possano ammirare la bellezza di questo spettacolo che ci fa vedere quello che abbiamo già ogni giorno sotto gli occhi ma che magari non cogliamo in maniera emozionale come questa proiezione ci fa vivere. Quindi bella serata, è stato bello sentire il silenzio assoluto durante tutti gli 11 minuti di video e il doppio applauso finale. Accorato, proprio bello, una bella sensazione, ne avevamo bisogno. Il riconoscimento UNESCO è stata l'occasione per dar vita a un nuovo rinascimento del territorio. Intanto capire che siamo custodi, abbiamo una responsabilità verso il mondo perché siamo un patrimonio dell'umanità e poi abbiamo alzato l'asticella per diventare più accoglienti e per puntare nello sviluppo turistico del territorio, un nuovo modello di sviluppo che crea economia locale. Una bella esperienza, un bel compleanno, siamo partiti con una grande effervescenza, anche con iniziative di assoluto livello, testimonianza anche dell'ottimo lavoro che sta facendo l'associazione UNESCO, presieduta da Marina Montedoro e dal direttore Vantaggi, e qui c'è una miriade di persone che hanno davvero voglia di mostrare quello che sanno fare e anche e soprattutto quella che è la nostra identità umana e culturale. Beh, sono i primi 3 anni, diciamo che il bambino è cresciuto, adesso diciamo che sta camminando probabilmente anche con le proprie gambe e questi 3 anni sono stati 3 anni di emozioni e di entusiasmo. Io credo che il nostro territorio si sia entusiasmato per queste colline dell'UNESCO, siamo tutti orgogliosi di questo paesaggio che tutto il mondo ci invidia e che tutto il mondo verrà a vedere. Ci aspettiamo milioni di turisti e quindi li accoglieremo a braccia aperte con delle feste e delle opportunità incredibili. Per chi come me è nato tra queste colline è una soddisfazione enorme, un orgoglio proprio della nostra terra, vederla portata alla ribalta a livello mondiale con questo marchio di qualità è qualcosa che veramente riempie il cuore e a 3 anni di distanza, passati anche degli anni difficili come quelli della pandemia, si vede soprattutto un futuro radioso per la nostra terra, per le nostre colline e soprattutto per le nuove generazioni. Dobbiamo sfruttare questa grande opportunità, ma sono sicuro che con questa grande squadra che vediamo stasera ce la faremo.
tanto lavoro da fare, certo le emozioni sono state tantissime, mi ricordo ancora come se fosse ieri con il maxi schermo qui sotto la loggia del municipio a seguire la diretta da Baku, e veramente in questi anni abbiamo visto già una bella presenza di turisti in arrivo. Sappiamo bene oggi e siamo appunto chiamati a intervenire e a salvaguardare il nostro territorio anche da varie problematiche che abbiamo, perché effettivamente questo è un bel riconoscimento ma va preservato. Per preservarlo bisogna appunto attivarsi affinché le nostre colline rimangano belle, verdi, piene di vigne, e quindi sappiamo bene oggi che c'è il problema dell'effervescenza dorata che va assolutamente combattuto, e qui bisogna mettere tanta concentrazione e tante forze anche da parte della regione oltre che da tutti gli agricoltori, perché se questo è un paesaggio, se questo è patrimonio dell'umanità, vuol dire che un motivo c'è e questo motivo va mantenuto.